Fatturato e numero di occupati non sono gli unici indicatori dell'impatto che un'azienda ha sul territorio. Il valore condiviso, ovvero le ricadute ad ampio spettro delle attività economiche di uno stabilimento, come quello del gruppo San Pellegrino a San Giorgio in Bosco nel Padovano, comprendono voci che si estendono a tutta la filiera e possono generare economie di scala per 2 o 3 volte il fatturato. Un'analisi dettagliata dell'Istituto Altesis ha analizzato i diversi fattori che compongono questa filiera. Dai fornitori all'impresa stessa fino alla logistica, alla distribuzione fino al cliente finale. Sono circa 500 le imprese in Veneto lungo l'intera filiera e noi consideriamo il valore aggiunto e gli effetti indotti. I risultati dello studio sono sorprendenti. La creazione di valore condiviso è un concetto chiave che significa che l'impresa produce ricchezza e benessere al di fuori dei confini dello stabilimento. Nel caso di San Pellegrino in Veneto il valore condiviso è di circa 122 milioni di euro, abbraccia l'intera filiera produttiva e l'impresa produce grosso modo 3 volte l'occupazione e la ricchezza dell'impresa distribuita sul territorio. Da solo il gruppo San Pellegrino produce quindi una contribuzione fiscale pari al 2% dell'IRAP dell'intero Veneto. Sul fatturato dello stabilimento pesano gli investimenti in innovazione, dalle linee ad alta velocità capaci di imbottigliare 44.000 bottiglie all'ora alla nuova linea di lattine che ha portato ad aumentare la produzione di 100 milioni di unità in un solo anno. Già quest'anno abbiamo con grande soddisfazione abbiamo prodotto più di 150 milioni di pezzi e sicuramente può dare molto di più e ci darà molte altre soddisfazioni nel 2015. E negli ultimi anni, con la contrazione del mercato domestico, anche l'export ha un peso importante. Esportiamo il 35% circa dei nostri volumi e sono volumi che ci permettono anche di avere meno problematiche generali di gestione per l'intero gruppo anche in Italia. Sicuramente non può essere solo l'export quello che fa la salute di un gruppo, di un'impresa, insomma dobbiamo trovare la nostra capacità di vendita anche sul territorio nazionale, cosa che facciamo già sufficientemente, io ritengo, ovviamente considerato il contesto di difficoltà che stiamo vivendo. Secondo lo studio di Altesis, la filiera di produzione di San Pellegrino ha portato occupazione a 940 persone, un rapporto di 2 nuovi posti di lavoro creati per ogni dipendente del gruppo, che tra l'altro nel 2013 è cresciuto di 25 unità. Lo stabilimento sta andando, direi, bene perché gode della possibilità di produrre da non molto anche per un po' di paesi dell'estero con l'introduzione di una nuova linea di lattine e quindi ovviamente ha questa possibilità di generare questi famosi milioni e milioni di pezzi in più. Sicurezza, certificazione, ma anche Made in Italy sono i fattori di forza dei prodotti del gruppo, molto apprezzati in casa come all'estero. Questo stabilimento è uno stabilimento all'avanguardia per quanto riguarda il PET e un po' storicamente una storia che arriva da questo stabilimento, la creazione del PET e precedentemente del PVC. È chiaro che noi puntiamo molto sulla innovazione, sull'automazione delle macchine in piena sicurezza per darsi la piena qualità e la velocità appunto con la quale gli operatori possono produrre le bottiglie. Ma è nel settore delle acque minerali che si gioca la partita più importante sullo scacchiere mondiale. Le acque Nestlé Vera e San Pellegrino sono consumate in 145 paesi del mondo, di tutti i continenti, ma ovunque a scegliere che acqua bere è sempre il consumatore. Io credo che il consumatore di acqua minerale cerchi sostanzialmente il gusto che gli piace, ma soprattutto anche una grande rassicurazione sulla sicurezza del prodotto, cerchi quella purezza originaria e quella costanza qualitativa che poi fanno dell'acqua minerale un prodotto così diverso dalle altre tipologie di acqua.